TG, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. In apertura ci occupiamo del maltempo delle prossime ore, che rischia davvero di mettere nuovamente in ginocchio le città del Veneto, a cominciare proprio da Venezia. Intanto a Pellestrina, che è stata una delle aree più colpite della laguna, proprio sta arrivando una serie di aiuti importanti per cercare di risollevare le sorti davvero della gente, delle persone, dei negozi che sono stati davvero danneggiati dal maltempo degli scorsi giorni. Ma vediamo. Un'altra giornata non facile per Venezia, con un occhio all'acqua alta e l'altro alle previsioni per domani, che hanno confermato per domenica mattina alle ore 8:45 un picco massimo di 140 cm. Questa mattina invece l'alta marea si è fermata a 112. Ma questi sono giorni di attesa in città per il comitatone di martedì, che dovrebbe dare delle risposte concrete e definitive. Noi chiederemo che la città sia partecipe, sia tenuta aggiornata di tutta quanta la tempistica del progetto del MOSE, perché è questo che dobbiamo fare. E per cui intanto facciamo una grande operazione verità, diciamo esattamente come sono le cose, devono dircelo, ci devono informare, dopodiché teniamo sotto pressione appunto i tecnici, gli operai, il governo, perché finisca l'opera, il commissario, quello che sarà. Vogliamo sapere le cose, questo dirò. E proprio sul tema del MOSE va registrata anche la posizione dell'Ordine degli Ingegneri, che mette in guardia tutti, avanzando più di qualche dubbio sul fatto che l'opera possa entrare effettivamente in funzione per la primavera 2021, come invece ha promesso a Pellestrina il premier Giuseppe Conte. Intanto, questa mattina è stato anche il giorno di inizio della consegna degli aiuti alla popolazione di Pellestrina da parte della Proroco dell'isola con i volontari della Croce Rossa italiana. E sono almeno 3 milioni di danni subiti dall'artigianato veneziano a causa dell'acqua alta dei giorni scorsi. È difficile anche ricominciare, perché è stata una settimana che ti ha bloccato sia mentalmente, perché si andava a casa sempre col pensiero, sempre col telefono attaccato a guardare le maree, si dormiva poco, dopo si ritornava lì. Marco Lachin è un restauratore veneziano di mobili antichi. Come lui sono più di 1600 tra Venezia e isole gli artigiani che hanno subito danni dall'ultima eccezionale ondata di acqua alta, 2 su 3. Alla Confartigianato, dove è stata messa in piedi una task force di pronto soccorso alle imprese, tutti hanno una storia da raccontare. Sabrina Berta, ad esempio, gestisce col marito un laboratorio artigiano che riduce l'oro in foglie sottilissime per le tessere dei mosaici e per le dorature. Di laboratori come il suo in Europa non ce ne sono quasi più. La forza dell'acqua, specialmente la prima volta, ha rovesciato tantissime cose, per cui quello che era messo dentro su vasche di plastica è andato perso ugualmente. Poi ci sono macchinari che funzionano male, e poi tra l'altro, siccome noi abbiamo un laboratorio tutto in legno, chiaramente il legno assorbe e quindi ci vorrà tempo per che si asciughi. Giovanna Didovic lavora nella pasticceria di famiglia. L'acqua era altissima, abbiamo avuto il 70% di perdite, però abbiamo cercato di aprire da subito, al mattino dopo eravamo operativi. Nel nostro caso poi si tratta di attrezzature molto pesanti, piuttosto invasive, complicate anche da recuperare, insomma da rimettere a posto. Paolo Brandolisio costruisce Forcole Remi, ha un laboratorio antichissimo vicino a San Marco e ha perso diversi attrezzi elettrici. Bisogna rimettere a posto tutto e ci vorrà un mese prima di riprendere bene. Quindi comunque ci è mancato introito pesante. Sì, proprio dimentichi gli ordini, dimentichi tutto, vai un po' in tilt nel senso del lavoro normale e sei in un'altra dimensione. Dall'acqua al fuoco, con un terribile incendio che è divampato in un'azienda agricola di Villorba nel Trevigiano. Mi è crollato il mondo addosso. È quello che ha provato Paolo Manzan quando, appena passata la mezzanotte, si è visto l'azienda in fiamme. Il rientro da una serata passata in serenità con la moglie Sonia e gli amici, poi la chiamata della cognata che lo avvertiva delle fiamme che iniziavano ad uscire dalla struttura annessa alla casa di via Campagnola a Villorba, che tutti conoscono come nonno Andrea. Poi una corsa continua, dentro all'incubo, con i 6 estintori svuotati e l'arrivo immediato dei vigili del fuoco. Vorrei baciargli le mani, perché veramente sono stati eccezionali. Eccezionali perché da subito si sono
sono arrivati prestissimo e poi hanno fatto di tutto veramente per riuscire a salvare la casa, che era la cosa più importante a questo punto qua. Una lotta durata tutta la notte, con 10 mezzi da Treviso, Montebelluna e Conegliano e una grossa autobotte dall'aeroporto, che ha salvato l'abitazione e l'area trasformazioni con tutti i macchinari. Completamente distrutto lo storico negozio e tutta l'area magazzino, con danni enormi coperti da assicurazione. E questa mattina, sotto la pioggia, in tanti sono corsi a portare la loro solidarietà a Paolo e alla famiglia, nuovamente colpita dopo la tragedia dell'agosto scorso, con la scomparsa della 12enne Maria Vittoria, stroncata in pizzeria a Spresiano da una reazione allergica al latte. Il sindaco di Povegliano, gli assessori di Spresiano, consiglieri da Villorba, ma anche colleghi imprenditori, oltre alla marea continua di clienti che hanno quasi intasato il traffico lungo via Campagnolo. Tantissimo. Tutti i conoscenti si sono messi a disposizione, tutti quelli che mi conoscono si sono messi a disposizione. È un momento un po' così, ma insomma si parla di strutture e non si parla di salute, questo è l'importante. Quasi certamente un cortocircuito l'innesco del rogo che ha divorato quasi 30 anni di lavoro iniziato nel 91 con l'agriturismo, ma che non fermerà l'azienda. Ripartiremo al più presto possibile, proprio nel giro di qualche giorno, con una struttura mobile. È importante dare continuità, anche perché adesso abbiamo il Natale che si presenta davanti e per noi era un appuntamento importante, per noi e per tutti i nostri affezionate persone che vengono qui da tanto tempo. Però alla fine mia moglie mi ha detto: lo facciamo più bello di prima. Avete visto i lavori sotto la pioggia, e pioggia che si preannuncia anche per tutte le prossime ore. L'intero fine settimana sarà caratterizzato dal maltempo, forti preoccupazioni per Venezia, per la questione acqua alta, ma anche tanta preoccupazione per la questione delle nostre montagne, relativa alle nostre montagne. Un numero così rilevante di fenomeni eccezionali in un arco di tempo così ristretto non si registra nella storia. Un'altra ondata di maltempo sta interessando il Veneto, confermata per Venezia una nuova marea eccezionale alle 8:50 di domenica mattina con 1,40 m, ma l'intera regione, dal litorale alla montagna, sarà interessata da precipitazioni intense e particolarmente consistenti sulle zone montane e pedemontane. Manteniamo alta l'attenzione, soprattutto nelle zone montane e pedemontane, per il rischio in modo particolare geologico. Piove sul bagnato, come si suol dire, e in questo caso proprio l'esempio pratico: piovendo su un terreno molto bagnato è possibile che ci sia qualche smottamento che si possa creare. Previsti venti di scirocco ed innalzamento delle temperature e del limite della neve, con conseguente ingrossamento dei fiumi, anche se non ai livelli dello scorso fine settimana, ad eccezione del Po, dove l'allerta è arancione. Stiamo aspettando che transiti nel suo tratto terminale la piena del Po, ci sarà l'allagamento delle aree golenali, ma non prevediamo ovviamente rischio di esondazione. In ogni caso tutto il sistema è allertato, la sala operativa è aperta, i volontari sono sul campo e quindi l'attenzione c'è, come ogni volta che c'è brutto tempo. Verso le elezioni regionali ne parliamo subito dopo la pausa. Eccoci in diretta Focus TG, elezioni regionali. Sono convinto che anche in Veneto si possa affrontare la sfida con positività, così il sottosegretario Martella, che si è recato a Mestre per partecipare a un incontro con il PD. Arturo Lorenzoni, il vice sindaco di Padova, la cui possibile candidatura è stata annunciata ai microfoni della trasmissione di Antena 3 20:10 dal sindaco Giordani, potrebbe essere quella giusta. È emerso durante un incontro nella sede della Federazione Metropolitana del PD a Mestre, dove sono stati affrontati molti temi, in primis le azioni da intraprendere per la salvaguardia di Venezia. Lorenzoni è un'ottima persona, dalla quale esprimo un giudizio assolutamente positivo, espressione di un mondo civico che in Veneto rappresenta, a partire dalla città di Padova, qualcosa di importante. Forse in questo momento è ancora presto per parlare di candidature, stiamo mettendo insieme un progetto per il Veneto alternativo a Zaia,
dovremmo costruire un'intesa tra le forze politiche e civiche che ci stanno e a quel punto anche individuare un nome. Io sono convinto che anche in Veneto sia possibile affrontare questa sfida con positività. Sappiamo che in Veneto è difficile, partiamo svantaggiati, questo è molto chiaro, ma proprio per questo dobbiamo essere coraggiosi nelle scelte, soprattutto nei programmi. Noi dobbiamo dire cosa vogliamo per il Veneto, un Veneto che non è guidato, perché il problema vero di questa regione, grande capacità comunicativa, grande appeal del Presidente, ma poche politiche che affrontino quello che sono le sfide future del Veneto, che sono un importantissimo territorio che oggi è retto soprattutto per la capacità degli imprenditori e dei lavoratori, ma che non ha una guida politica. L'incontro è stata anche l'occasione per affrontare il tema che riguarda l'editoria e il giornalismo, che sta vivendo un momento complesso. Abbiamo previsto di evitare dei tagli che erano stati dal precedente governo progettati e stiamo lavorando ad una legge che chiameremo Editoria 5.0, che permetterà di sostenere i giornali, la produzione cartacea, ma anche di offrire strumenti al passo con i tempi rispetto alla rivoluzione digitale. Naturalmente vogliamo fare questo con un'attenzione particolare ai giovani, c'è troppa precarietà nel mondo, nelle redazioni giornalistiche. Sanità veneta in lutto per la tragica scomparsa della psicologa vicentina Daniela Martini, morta in un terribile incidente stradale. Enorme cordoglio alla cittadella sanitaria e in tutta la ULSS 5 Polesana, ma anche tra il personale e i pazienti che conoscevano la dottoressa Daniela Martini, la specialista psicologa e psicoterapeuta, 49 anni, vicentina di Longare. Ha perso la vita venerdì mattina in un tamponamento a catena tra due camion. L'auto della Martini è finita schiacciata tra i due pesanti automezzi sullo svincolo autostradale che collega la A4 alla Padova-Bologna, in territorio comunale di Vigonza. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Quando sono giunti sul posto i vigili del fuoco con due mezzi e l'autogru e il personale medico del SUEM, questo non ha potuto che constatare la morte della donna. Illesi due camionisti, uno dei quali era sotto shock. Da oltre una decina d'anni la dottoressa Martini si occupava di prevenzione e cura delle demenze senili. Aveva avviato i primi gruppi Alzheimer in Polesine con un approccio verso i pazienti riconosciuto da tutti come attento e allo stesso tempo arricchito da umiltà e dolcezza. Un paziente lavoro ponte tra geriatria e centro salute mentale che Daniela Martini svolgeva con poche ma sapienti parole. E c'è grande apprensione per le sorti di Angelo Dalla Favera, l'80enne scomparso da Quero ormai da una settimana. Nelle prime ore del pomeriggio del 17 novembre la sua auto, una Suzuki Jimmy di colore bianco, è stata rilevata da una telecamera di sorveglianza a Quero. Poi dell'anziano si sono perse le tracce. Ieri in prefettura si è tenuta una riunione per fare il punto delle ricerche. Al momento l'unica segnalazione ritenuta attendibile lo colloca nella tarda mattinata del 18 novembre a Onigo di Pederobba, nel Trevigiano. Chiunque lo abbia visto o possa fornire utili informazioni per il suo rintraccio è pregato di contattare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno al numero 0437 2551. Ed è solo ferita, per fortuna, una donna che è finita sotto un treno in partenza dalla stazione di Campo San Piero. Tragedia sfiorata giovedì sera alla stazione di Campo San Piero. Una donna di Trebaseleghe, sulla cinquantina, è stata investita da un treno appena partito dallo scalo. La donna è rimasta incastrata sotto il treno che viaggiava a bassa velocità. L'hanno estratta gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco che l'hanno affidata ai sanitari del 118. Erano circa le 19:30. Pare che poco prima la donna avesse lasciato l'auto nei pressi dei binari e ha attraversato lo scambio merci proprio mentre passava il treno per Padova. Il macchinista appena l'ha vista ha frenato. Non è esclusa nessuna ipotesi su quanto successo. La ferita è stata ricoverata all'ospedale di Campo San Piero in condizioni non gravi. La linea ferroviaria è rimasta interamente bloccata per quasi un'ora e mezzo. La struttura Pio XII di Misurina non chiuderà i battenti e ne parliamo dopo il break. Buone
notizie per la struttura Pio XII di Misurina, non chiuderà i battenti, così ha deciso la proprietà anche grazie a un intervento della Regione Veneto. Abbiamo anche rivisto insieme ai pediatri, alle due aziende ospedaliere che diventano un po' il cuore assieme a loro per quanto riguarda appunto la diagnosi, il percorso di accesso, cercando di rendere un percorso più accessibile e evitando quindi quella che era una eccessiva burocrazia che creava dei problemi appunto nell'accesso appunto dei pediatri di libera scelta. Era la notizia che le mamme attendevano dalla scorsa estate. La Regione ha risolto il nodo spinoso legato alle lungaggini della burocrazia per l'accesso dei bimbi affetti da asma grave al Pio XII di Misurina. Un iter complicato fatto di passaggi in commissione per i bambini per i quali la velocità della cura è fondamentale per il miglioramento della loro qualità di vita. Parallelamente è iniziato un cammino di sensibilizzazione del mondo dei pediatri di libera scelta rispetto alle potenzialità e alle possibilità di utilizzo per i loro piccoli pazienti con patologie respiratorie dell'Istituto Pio XII di Misurina per la cura e la riabilitazione delle malattie respiratorie del bambino. Noi abbiamo riconosciuto un'eccellenza nazionale, europea, uno dei 3 presidi che si occupa appunto di asma in età infantile appunto di questo tipo a livello europeo. Un lavoro a più facce, spiega l'assessore, basato anche sulla garanzia che la Regione Veneto ha dato assegnando all'Istituto un budget annuo di 1.203.000 euro fino a tutto il 2022. Il caso Misurina è arrivato anche in Commissione Nazionale Salute, che riunisce gli assessori alla sanità di tutte le regioni italiane per portare a conoscenza di tutti le opportunità offerte dal Pio XII. E andiamo a Marghera, tutto pronto per le diverse attività in vista del Natale. Marghera entra a pieno nel clima natalizio con l'inaugurazione ufficiale della pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Mercato, giostre per i più piccini e tanti banchetti ricchi di delizie. Il nostro impegno, lo sforzo che fa l'amministrazione, che fanno le associazioni, che facciamo tutti, è quello di regalare parecchie settimane di convivialità, di buone occasioni, di musica, di spettacoli, e questa pista bellissima, insomma, in un momento difficile per la città è anche un'occasione, un'opportunità per stare un po' meglio insieme. È il secondo anno che c'è la pista di pattinaggio, quest'anno grandissima, la pista più grande della provincia, ma in realtà sarà un Natale bellissimo in tutto il territorio. La pista sul ghiaccio resterà aperta per tutto il periodo natalizio, ospitando anche varie iniziative, a partire da domenica 24 con lo spettacolo della scuola di pattinaggio artistico alle 19. Questo era anche il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata e un buon fine settimana, arrivederci.